Gita di classe in Piazza Libertà Trieste per una classe delle elementari di Marostica che aveva simulato la rotta balcanica facendo camminare i bimbi sui sassi. Il video shock, accertamenti dell'ufficio scolastico del Veneto. Se ci sono gli estremi denuncerò la maestra che ha portato gli alunni in Piazza Libertà. Durissima la reazione del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. E riparte la bagarre sui migranti e le violenze. Il governatore Fedriga attacca Schiavone di ICS sulle presunte responsabilità degli italiani sui recenti casi di accoltellamento. Grandinata nell'Isontino, 130 interventi dei pompieri nella notte con 18 mezzi in azione, principalmente per allagamenti, devastate colture e vigneti nella destra Isonzo. Un fulmine si abbatte su un albero in via Bonaparte andando a rovinare su auto e scooter in sosta, intervento dei pompieri con l'autoscala, danni ingenti alle vetture. Mobilitazione nazionale della CGIL per 2 leggi di iniziativa popolare su sanità e appalti, obiettivo il raggiungimento delle 50.000 firme, i vertici del sindacato, tutelare lavoro e sanità pubblica. Lo squero della Mula di Barcola, intitolata agli esuli accolti a Fertiglia, la borgata di Alghero in Sardegna, il sindaco, con loro abbiamo delle amicizie emozionanti. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il notiziario di Tele4. Lo avete visto e sentito dai titoli: gita di classe in Piazza della Libertà a Trieste per una classe delle elementari di Marostica che aveva simulato la rotta balcanica facendo camminare i bimbi su sassi durante una serie di esercitazioni. Spunta dunque il video shock a Trieste, accertamenti dell'ufficio scolastico del Veneto dopo la polemica politica innescata da Anna Maria Cisinta, europarlamentare della Lega. Vediamo il servizio. Ciao, di che scuola sei? Sono al Palice Cuman Pertile di Marostica in provincia di Vicenza. Di Marostica, sei venuta qua nella Piazza del Mondo per aiutare e per aiutare, dare cibo ai più bisognosi. In gita scolastica fra i migranti di Piazza Libertà davanti alla stazione di Trieste, fianco a fianco con i rappresentanti di Linea d'Ombra, i bambini hanno consegnato i pasti ai richiedenti asilo. Nella stessa area teatro di accoltellamenti, l'ultimo con gravi conseguenze sabato scorso, spaccio di droga e fenomeni di racket fra migranti neoarrivati e bande che presidiano la zona. Si tratta del video che ritrae l'iniziativa organizzata dalla scuola elementare Arpalice Cuman Pertile di Marostica in provincia di Vicenza, in cui poi sono gli stessi bambini a spiegare come in classe siano state simulate con gli insegnanti le difficoltà del viaggio sulla rotta balcanica. E a scuola avete fatto anche un esercizio? Sì, abbiamo fatto tipo un percorso ad occhi vendati perché loro scalzi perché durante la rotta balcanica le scarpe, siccome durano anni e anni, le scarpe e i calzini si rompono, perciò devono camminare senza calzini, e quindi noi le abbiamo fatto da bendati perché di solito loro camminano nel buio per non farsi trovare dalla polizia, perché non potrebbero andare in giro. E sì, abbiamo oltrepassato degli ostacoli un po' più alti, altri con dell'acqua, anche bagnati con dei sassi. Ad attivarsi per prima, dopo la diffusione via social del video, l'europarlamentare della Lega, già sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Presentata l'interrogazione al ministro Valditara perché quello che è successo in quella scuola primaria a Marostica è gravissimo. Le maestre hanno organizzato un'attività per simulare il comportamento dei migranti irregolari sulla rotta balcanica, bendando i bambini perché i migranti si muovono al buio per scappare dalla polizia e poi camminando scalzi sui sassi, una situazione veramente al limite, oltre il limite dell'ideologia, utilizzando il lavaggio dei cervelli verso bambini che non hanno ancora il senso critico e portandoli poi in Piazza Libertà a Trieste, dove stazionano moltissimi irregolari e dove solo una settimana fa ci sono stati degli accoltellamenti, non è stata nemmeno la prima volta ed è consueto purtroppo anche lo spaccio di droga.
Anche l'onorevole di Fratelli d'Italia, Nicole Matteoni, si è attivata con i colleghi parlamentari del Veneto redigendo un'interrogazione a risposta scritta nei confronti del Ministero dell'Istruzione. Nel pomeriggio di oggi, a polemica ormai esplosa, la nota del Ministero che informa come l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha immediatamente avviato le opportune verifiche sulla vicenda al fine di accertare le modalità didattiche delle attività disposte e le modalità di svolgimento delle stesse. Il Ministero monitorerà con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda. E proprio su questo argomento verterà il sondaggio che vi proponiamo a Ring alle 21:10 questa sera. Gita scolastica in Piazza Libertà è una buona idea? Per dire sì chiamatelo 0422 16 26 691, per dire no chiamatelo 0422 16 26 690. Ring stasera alle 21:10 conduce Marco Stabile, il suo primo ospite è Giuseppe Petronzi, prefetto di Trieste. Verrà trattato tra gli altri anche questo argomento. Poi il dibattito politico alle 22:30 con Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia, Paolo Polidori della Lega, Giovanni Barbo del Partito Democratico, Riccardo Laterza di Adesso Trieste. Questo il dibattito dopo l'intervista con il prefetto Petronzi. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, invece su tutte le furie dopo la gita scolastica che ha visto appunto i bambini in Piazza della Libertà a Trieste. Vediamo. Ho detto che se trovo gli estremi la denuncio alla professoressa. Così il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, sul caso che sta facendo il Giro d'Italia, quello dei bimbi portati in gita di classe in Piazza Libertà nel capoluogo giuliano, dopo aver simulato la rotta balcanica camminando sui sassi. Il primo cittadino ce l'ha in particolare con la professoressa della scuola elementare di Marostica, che ha ideato l'iniziativa. Come ben noto, Di Piazza ha particolarmente a cuore la sicurezza di quell'area prospiciente la stazione, chiedendo continui trasferimenti di migranti che dormono illegalmente nei magazzini del Porto Vecchio, poco distanti o nella stessa piazza. È stato proprio lui in più occasioni ad attivarsi per azioni mirate, prospettando anche una possibile recinzione di quello spazio, spesso teatro di violenze. Ma secondo me utilizzare i bambini per fare queste cose, quando sai benissimo che noi spendiamo, non so, ti do un dato, 22 milioni per i minori stranieri abbiamo speso, ma allora che si vergognino, e cosa facciamo? Spendiamo 9 miliardi all'anno in Italia per l'accoglienza di questi extracomunitari, e cosa volete ancora di più? Quindi la riflessione in corso con l'avvocatura del comune circa possibili azioni legali. Se ci sono gli estremi parlerò con la mia avvocatura, se ci sono gli estremi la denuncio. Per la prima volta in vita mia il sindaco fa una denuncia. E sulla situazione di Piazza della Libertà e scontro a distanza tra Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli e Venezia Giulia, e il presidente di ICS Gianfranco Schiavone. Sentiamo. Sembra particolare come scelta, dopodiché magari forse se si vuole scoprire l'illegalità, forse è utile che allora i ragazzi lo sappiano, che esiste un'illegalità troppe volte coperta da associazioni che vivono di questa illegalità. Così il presidente della regione Massimiliano Fedriga commenta senza giri di parole l'episodio avvenuto a Trieste in Piazza della Libertà, dove i bambini di una scuola elementare di Marostica sono stati portati in gita sul solco delle iniziative scolastiche volte ad approfondire il fenomeno della rotta balcanica. Sempre in merito ai fatti che ruotano intorno a Piazza della Libertà, il governatore è poi tornato sull'episodio dell'accoltellamento di un migrante afghano avvenuto venerdì scorso, senza risparmiare una critica al Consorzio Italiano di Solidarietà, presieduto da Gianfranco Schiavone. Sono rimasto esterrefatto da alcune dichiarazioni che danno la colpa all'Italia e agli italiani dell'accoltellamento. Se avete detto le dichiarazioni che ha fatto ICS, è colpa nostra che c'è stato l'accoltellamento, non dell'accoltellatore. Voi capite che un'impostazione del genere è il fallimento della legalità, e purtroppo chi continua ad portare avanti questo tipo di impostazione culturale spero lo faccia in buona fede. La risposta del presidente di ICS alle parole di Fedriga non si è fatta attendere. Si tratta di dichiarazioni prive di ogni logica che invitano la popolazione sostanzialmente a un atteggiamento di tipo razziale. La responsabilità penale è individuale, chiunque commetta un reato sia italiano che straniero. Noi non ragioniamo in questi termini così
violenti, noi ragioniamo in termini di responsabilità istituzionali. Quello che abbiamo fatto osservare è che quando si lasciano centinaia di persone, tra l'altro aventi titolo ad essere accolte, in mezzo alla strada, si crea una situazione di enorme tensione sociale e si espone queste persone alla microcriminalità. Federica sta sostanzialmente dicendo che non vuole e non sa gestire alcun fenomeno pubblico e quindi non sta facendo ciò per cui è stato eletto, cioè amministrare. Il leader della Lega Matteo Salvini e ministro dei trasporti, eccolo qui, ha rilasciato un post sui suoi social. Trieste calcia le auto e sedie lanciate in strada, arrestato un giovane marocchino, ecco il testo: chi viene in Italia devasta le piazze, aggredisce le forze dell'ordine, semina il caos, non è il benvenuto fuori dal nostro paese. Questo il post delle ore scorse di Matteo Salvini, del ministro Salvini, che di fatto rilancia un servizio della nostra emittente di Tele4. Il caso riguarda un episodio di fine aprile che aveva visto protagonista un cittadino marocchino che si era scagliato contro le auto in transito dopo aver bevuto molto. Erano intervenuti i carabinieri per calmarlo, si era scagliato anche contro le forze dell'ordine, naturalmente era scattato l'arresto. Allagamenti e crolli di alberi sono le conseguenze dell'ondata di maltempo notturna che ha interessato in particolare l'Isontino da Monfalcone a Gorizia, con forti grandinate. A Trieste invece un grosso albero è stato colpito dal fulmine, i rami sono rovinati sulle auto in sosta. Vediamo. Una grandinata come quelle che siamo soliti vedere solo d'estate, con distesa bianca di ghiaccio sulle strade, che ha reso chiaro il motivo dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per queste giornate di metà maggio. Oltre 130 le segnalazioni di allagamenti e 7 crolli di alberi per una nottata di super lavoro dei pompieri, 18 i mezzi al lavoro nelle province di Gorizia e Trieste, coadiuvati dalle squadre della Protezione Civile. Il rinforzo di vento di scirocco nella serata di ieri ha dato vita a una cella temporalesca che dall'area della costa di Lignano si è spostata verso Grado, Ronchi e Monfalcone, dove dalle 19:15 in poi si sono registrati i fenomeni più intensi. Complicata anche la circolazione in autostrada, con carreggiate completamente imbiancate nei pressi dell'Isert. Dunque la raffica di chiamate al 112 per allagamenti in tutto l'Isontino. Dopo la grandine, infatti, forti temporali hanno riversato ettolitri d'acqua al suolo, mettendo in difficoltà in particolare i possessori di scantinati. Dopo le 20:30, quella che i meteorologi chiamano supercella si è propagata in direzione di Gorizia con nuove forti grandinate che hanno interessato il capoluogo isontino con ripetuti scrosci nel corso di 2 ore. Dunque la perturbazione si è spostata anche verso il Carso e Trieste, dove l'intervento più serio di cui si sono dovuti occupare i vigili del fuoco è stato causato da un fulmine abbattutosi su un albero. Il tronco, di grosse dimensioni, è rovinato a terra in via Bonaparte attorno alla mezzanotte, a poca distanza dalla clinica Salus, cadendo sui veicoli e gli scooter in sosta nel tratto di strada Fondocieco. Sul posto si è reso necessario l'intervento dell'autoscala, considerata la mole e il peso dell'albero. Successivamente i pompieri lo hanno tagliato a pezzi con la motosega. Fortunatamente non stava passando alcuna persona al momento del crollo, ma i danni riscontrati alle autovetture sono ingenti. Una brutta sorpresa per chi stamani è andato a ritirare l'auto. E tornando nell'Isontino, danni anche alle colture, agricoltori molto preoccupati. Ecco il servizio. Rocchi dei Legionari, come potete vedere dalle immagini di Enzo Iannacone, questo è tutto quanto era dentro nel sottopasso della ferrovia dopo la violenta grandinata che ha interessato questa zona della sinistra Isonzo nella tarda serata di ieri tra le 19:30 e le 21. Oltre 130 segnalazioni di allagamenti sono giunte al numero unico di soccorso da ieri sera nella zona del Friuli orientale dopo il passaggio di un'ondata di maltempo di forte intensità. La linea temporalesca nel pomeriggio si è formata nella zona di Lignano e Palmanova per spostarsi intensificandosi verso est, dove si sono verificati
mancati rovesci insistenti e grandinate, una situazione che si è protratta per tutta la notte, anche se con minore intensità. Nuovi rovesci sparsi si sono materializzati con minor forza rispetto a ieri nella mattinata odierna. Chi ha subito i danni è stata la campagna, ancora in fase di quantificazione le stime, ma dai primi sopralluoghi le perdite potrebbero aggirarsi tra il 60 e il 70% di mancato raccolto. Esattamente ieri sera, verso le 7 di sera, è passato questo fronte che ha scaricato in circa 2 ore oltre 70 mm di acqua e 5 grandinate. E quelle 5 grandinate, qualcuna con l'acqua, qualcuna secca, dimensioni varie da mezzo centimetro fino a 2-3 centimetri, ci sono state e hanno creato sicuramente grossi danni per l'agricoltura e per le nostre zone. Qua vediamo il mais che ha ricevuto una grossa batosta che in parte si riprenderà sicuramente se non ci saranno ulteriori grandinate nel proseguo dei prossimi mesi e giorni. Però sicuramente le produzioni non saranno ottimali proprio perché la pianta comunque è stata danneggiata e quindi andrà a tutelarsi per produrre, ma non produrrà al 100%. Le parole del Presidente Fedriga dopo questi danni. È stato importante, proprio oggi oltretutto abbiamo ampliato invece per i precedenti danni da maltempo, quelli devastanti che ci sono stati, le categorie e anche le tipologie risarcibili. Ovviamente adesso faremo tutte le valutazioni anche per valutare i supporti possibili. Mobilitazione della CGIL sulla raccolta delle 50.000 firme necessarie per promuovere i 2 interventi con leggi di iniziativa popolare su sanità e sugli appalti. Ecco di cosa si tratta. Incrementare il finanziamento a un servizio che è stato indebolito e ferito in questi anni dalla mancanza di risorse. Una mobilitazione nazionale, assemblea generale organizzata dalla CGIL sul lancio della raccolta di 50.000 firme per 2 leggi di iniziativa popolare sulla sanità e sugli appalti. Obiettivo: rafforzare il servizio sanitario e contrastare lo sfruttamento del lavoro nel sistema degli appalti, introducendo principi di equità, giustizia e sicurezza. La mancanza di risorse ha significato la mancanza di personale, il mancato rispetto di quegli operatori che nel momento del Covid si sono impegnati ed erano gli eroi del tempo e ora sono stati rimessi in cantina, come si dice, e il potenziamento di servizi territoriali diffusi nel territorio, soprattutto per fronteggiare la grande trasformazione demografica che vede negli anziani soggetti più fragili che hanno bisogno di servizi nel territorio, di attività diffuse a domicilio, insomma il rilancio del patrimonio più prezioso del nostro Paese, come continua a ripetere il Presidente Mattarella. Ecco, da questo punto di vista queste sono vertenze che sono aperte per noi della CGIL già da molto tempo e proviamo attraverso questa tipologia di iniziativa a provare a portare nella prossima discussione della legge di bilancio il tema per noi molto rilevante, perché oggi sulla salute noi pensiamo che non sia più garantito il servizio sanitario nazionale, cioè l'universalità dei servizi, e sugli appalti sappiamo che gravano diverse problematiche, non ultima abbiamo visto anche a Monfalcone relativo al tema della salute e sicurezza, e quindi pensiamo che lungo quella filiera si concentrino molte delle criticità oggi presenti nel lavoro. Sciopero generale contro le politiche di riarmo e l'aumento del costo della vita. Lunedì mobilitazione nazionale dell'Unione Sindacale di Base, corteo fra le vie del centro. Le persone che fanno sempre più fatica con un costo della vita che si alza, ritengo che tutti ormai quando vanno a fare la spesa capiscono cosa significa gli impatti di quello che sta avvenendo in luoghi molto lontani, tutti vorrebbero farci credere che la guerra è lontana, che quelle morti sono lontane, ma quelle morti ci riguardano e noi non vogliamo esserne né complici né sostenitori. Sciopero generale promosso a livello nazionale dall'USB. Alla base della mobilitazione di lunedì 18 maggio ci sono le richieste contro le politiche di riarmo e i tagli ai servizi pubblici. Le spese legate alla guerra hanno conseguenze dirette su salari, welfare, sanità pubblica e scuola e pesano sulle tasche dei cittadini, sostiene il sindacato. Sciopereremo con un corteo che passerà per le vie del centro. Chiaramente le motivazioni sono le seguenti: l'escalation bellica e militare che sta colpendo il Medio Oriente, che continua a produrre morte e distruzione,
non impatta soltanto sulle vite umane, ma impatta direttamente oggi sulle tasche anche dei lavoratori e delle lavoratrici italiani. Basta pensare ai rincari della benzina più 30%, ai rincari delle bollette più 25%, agli affitti più 7% e un costo della vita che sale sempre di più. Lo sciopero potrebbe avere effetti su sanità, scuola, pubblica amministrazione e sui trasporti, soprattutto per chi dovrà spostarsi con treni o autobus. Resta escluso il trasporto aereo. Chiaramente l'economia di guerra in cui ci sta trascinando il governo Meloni è diretto responsabile anche della complicità del governo con lo Stato di Israele, il continuo invio di armamenti e degli accordi commerciali che noi intendiamo fermare. Chiaramente lo sciopero parla di questo, del legame che c'è oggi tra quella che è la situazione in Medio Oriente e l'economia di guerra che sta colpendo il nostro Paese. Agegas APS Amga informa che in seguito allo sciopero nazionale proclamato per l'intera giornata di lunedì 18 maggio potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti. La Multiutility ricorda che saranno comunque garantite le prestazioni minime assicurate per legge. Anche Trieste Trasporti rende noto che potranno verificarsi dei disagi per la clientela sia per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico locale sia agli sportelli dell'azienda. Saranno in ogni caso assicurati tutti i collegamenti nelle consuete fasce di garanzia, cioè tra le 6 e le 9 e fra le 13 e le 16. Ci fermiamo per alcuni minuti di pubblicità, ma torniamo fra poco. State con noi. Domani a Trieste il congresso provinciale della Lega che designerà il nuovo segretario. Il punto su candidature e obiettivi con Paolo Polidori che lascia l'incarico. Ivo Gerbassi contro Pamela Rabaccio e questo è il derby interno al Carroccio che designerà la segreteria provinciale della Lega. Domani, sabato 16 maggio, il congresso che vedrà opposti il consigliere comunale di Trieste all'attuale vice segretaria, una sfida all'insegna del ringiovanimento della governance di partito, presentata così dal segretario uscente nonché sindaco di Muggia, Paolo Polidori. Ci saranno due candidati come Ivo Gerbassi e Pamela Rabaccio, che sono due persone che stimo assolutamente. Una tra l'altro è mio vice segretario, per cui l'ho nominata anche proprio per le capacità che ha e per la fiducia che ripongo in lei. D'altra parte Ivo Gerbassi, che è una persona, è ancora giovane nonostante tanti anni di militanza, è consigliere comunale, quindi ha una grande esperienza fattasi anche in consiglio regionale, per cui sono due persone estremamente valide sulle quali io dico già da subito non saprei quale scegliere, per cui anche in una ottica diciamo super partes da segretario uscente, no, questo sarà quello che dirò anche domani nel discorso di uscita. Il nuovo segretario avrà l'onere di lavorare insieme con la coalizione di centrodestra in prospettiva delle comunali 2027 a Trieste e Muggia, ma anche delle elezioni per la provincia, con già un occhio alla prospettiva regionale. Quanto alla scelta di fare un passo indietro dalla segreteria, questa è la motivazione comunicata a Sveglia Trieste dallo stesso Polidori. La figura di segretario, e la vedo, sono stato nei periodi anche molto sanguigno, no? Su certe iniziative, e quello sarebbe quello che mi caratterizzerebbe da segretario. Non l'ho potuto fare perché tra le due ho scelto il ruolo istituzionale, che è quello diciamo che mi è stato dato, conferito dagli elettori, e per cui questa difficoltà a mettermi dentro due ruoli completamente diversi è la ragione principale per la quale ho fatto questa scelta. Il forte legame fra Trieste e Fertilia, la frazione di Alghero che accolse numerosi esuli istriani, si rinsalda con l'intitolazione dello squero alla fine della pineta di Barcola. Oggi la breve cerimonia che ha visto prendervi parte una nutrita delegazione proveniente dalla Sardegna. Lo squero marittimo della pineta di Barcola, all'altezza della statua della mula, da oggi si chiama Squero Fertilia Città Giuliana di Sardegna. L'intitolazione è avvenuta al termine di una breve cerimonia cui hanno partecipato il sindaco di Piazza, il suo omologo di Alghero Raimondo Cacciotto e l'assessore comunale alle politiche del territorio Michele Babuder, che per l'intitolazione molto si è prodigato. Da figlio e nipoti di esuli istriani che non hanno mai rivendicato ma hanno sempre inteso ricordare, questo è lo spirito con il
il quale la città di Alghero e la città di Trieste intendono ricordare quegli episodi drammatici che hanno coinvolto centinaia di migliaia di italiani in questo luogo che si affaccia proprio a quelle terre e che con il mare ci unisce fino alla Sardegna. Fondata nel 1936, Fertiglia, frazione di Alghero nata come città di bonifica, divenne uno dei principali centri di accoglienza per gli esuli giuliano-dalmati, in un periodo, non dimentichiamolo, in cui altre città italiane, nel frattempo ravvedutesi, trattavano gli esuli con disprezzo e la comunità giuliano-dalmata ha contribuito in modo significativo alla vita culturale e sociale di quel territorio, mantenendo vivo il ricordo delle proprie origini e consolidando un forte legame con Trieste. Hanno trovato casa, hanno generato valori importanti da una pagina triste della storia di questo paese e oggi siamo qua a celebrarla e rinsaldare un'amicizia che negli anni si è consolidata veramente grazie al sindaco e all'amministrazione di Trieste. Un rapporto, quello fra Trieste e Fertiglia, che si rinsalda di continuo. Lo scorso ottobre, ad esempio, lo stand di Fertiglia, sempre presente in Barcolana, ha ospitato il ministro del lavoro Calderone, nata in Sardegna da genitori istriani, un legame che il sindaco di Piazza così sintetizza. Fertiglia, sai, lì c'è la storia della nostra gente che ha dovuto abbandonare le nostre terre ed è stato veramente sono nate delle amicizie, sai, emozionanti, le amicizie emozionanti, questo è nato. INCE a Belgrado ha organizzato un incontro dedicato alla diplomazia della scienza, un concetto, ha sottolineato il segretario generale Dal Mas, ormai vitale anche per le istituzioni politiche. Un evento organizzato dall'INCE che vede confermato il suo ruolo crescente di ponte fra ricerca, istituzioni e diplomazia e dall'ambasciata d'Italia in Serbia si è svolto nella sede diplomatica del nostro paese a Belgrado. Ad aprire i lavori dell'incontro organizzato col supporto dell'Alleanza Europea per la Diplomazia della Scienza l'ambasciatore Luca Gori e il segretario generale dell'INCE Franco Dal Mas, il quale ha sottolineato l'importanza della diplomazia scientifica anche quale preziosa risorsa per portare avanti la missione stessa dell'istituto con sede a Trieste. Nessun paese, ha affermato Dal Mas, può affrontare da solo le sfide del nostro tempo. I legami sociali, culturali e scientifici sono altrettanto essenziali delle infrastrutture fisiche. Ed INCE, in questo settore, Dal Mas lo ha ribadito, molte iniziative ha intrapreso nel corso degli anni. L'iniziativa centroeuropea non è certo secondaria nello sviluppo di queste attività, anche grazie a una fervida collaborazione con l'Università di Studi di Trieste e in genere con tutti gli atenei dell'area. Particolare attenzione è stata dedicata alle opportunità per le istituzioni serbe di entrare nelle reti europee ed internazionali della diplomazia scientifica e dell'innovazione anche attraverso l'alleanza. Inoltre sono stati presentati progetti internazionali legati a grandi realtà strategiche come Expo 2027, il Bio4 Campus di Belgrado e l'Einstein Telescope. Ultime repliche al Verdi per Romeo e Giulietta, lo spettacolo del Teatro Stabile presente in alternanza con l'opera di Gounod, un esperimento che il pubblico ha molto gradito. Il successo del combinato disposto Romeo e Giulietta Gounod Shakespeare, che ha visto la collaborazione fra il Teatro Verdi e lo Stabile regionale e un lusinghiero successo a ridere ad entrambi gli spettacoli, autorizza a supporre che in pentola bolla più di una possibilità di riprendere una simile esperienza, anche alla luce di un'intesa fra i due teatri mai così stretta e che non va dimenticato consente di meglio affrontare determinati costi, a patto che l'operazione non sia fine a se stessa e non si trasformi in una sorta di appuntamento fisso che la snaturerebbe. Voci di corridoio, indiscrezioni, supposizioni si rincorrono in questi giorni nell'atmosfera ovattata del Verdi. Le possibilità, va detto, sono moltissime, alcune affascinanti, altre per certi aspetti sconsigliabili. Se infatti è vero che il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart è un capolavoro assoluto, è altrettanto vero che il testo di Molière potrebbe rivelarsi piuttosto ostico. Se si fosse tentati dall'accoppiata traviata Signora delle Camelie, etimologicamente avventata, già che si parte da un romanzo poi adattato per il teatro, è altrettanto vero che imporre al pubblico del Verdi un ulteriore appuntamento con Violetta Valéry potrebbe suonare come una provocazione. Scorrendo l'elenco degli abbinamenti autorizzabili, dovendo soffermarsi su titoli forti e di richiamo per entrambi i pubblici, forse ne resterebbero due. L'ultima opera di Verdi, Falstaff, un capolavoro riconosciuto, è tratta dalle Allegre comari di Windsor di Shakespeare, che non è mai stata rappresentata dallo Stabile, laddove l'opera lirica manca dal Verdi da una decina di stagioni. Vi sarebbe un'altra eventualità, un altro combo Verdi-Shakespeare, che indurrebbe il vostro cronista a gesti apotropaici, già che coinvolgerebbe
coinvolgerebbe l'opera scozzese di Shakespeare, che tuttavia il Teatro Verdi ha frequentato di recente. Chissà però che i due teatri, anche per venire incontro ai recensori, che a certe cose non è vero ma ci credo, non decidano altrimenti. L'importante è che di quanto raccolto nel ricco boschetto delle opportunità non resti soltanto cenere. È tutto dal notiziario, grazie per averci seguito e buona serata.